Assemblea degli operatori agrigentini sulla grave situazione del settore. Torna nell'Agrigentino il vice ministro Cancelleri, soddisfatto il rappresentante della Curia. Ad Aragona il reliquiario del Beato. I campionati agrigentini di eccellenza e promozione. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, si è tenuta ad Agrigento una interessante assemblea degli operatori turistici, giustamente preoccupati per i danni provocati al turismo, soprattutto dalla paura del coronavirus. Il direttore Arturo Cantella. L'effetto generato dal coronavirus ha provocato e continuerà a provocare sull'economia della nostra provincia un danno incalcolabile. Per questo motivo le forze produttive hanno organizzato un'assemblea pubblica convocando la deputazione regionale e nazionale per conoscere le azioni che si stanno prendendo per fronteggiare la crisi. È un tema che riguarda l'intera nostra comunità. Per tale motivo si è svolta un'assemblea presso l'Hotel della Valle con tutti gli operatori, un confronto importante, attivo e fattivo. Ma intanto porre l'accento su quello che è la difficoltà delle imprese, soprattutto turistiche del territorio, a seguito del coronavirus e anche e soprattutto della cancellazione della festa del mandorlo in fiore. Abbiamo subito tantissime cancellazioni, arriviamo quasi al 65% delle prenotazioni che erano già confermate, e naturalmente questo ci pone in serissima difficoltà anche nei confronti dei nostri dipendenti, perché saremo costretti a non prendere gli stagionali. Quindi oggi abbiamo organizzato qui insieme agli albergatori ma anche a tutte le forze produttive, quindi un'assemblea aperta non soltanto alle imprese ma anche alla politica, proprio per porre l'accento su questi temi e cercare di capire cosa la politica sta facendo di concreto in favore di questa tipologia di imprese. Abbiamo delle nostre proposte che faremo non soltanto a livello nazionale, ma a livello regionale ma anche a livello comunale, e quindi le esporremo alla deputazione regionale e nazionale presente, cercando di far leva appunto sui temi dell'economia siciliana che si trovano in grandissima difficoltà. Ecco, intanto la CNA si sta muovendo anche a livello nazionale nel tavolo con il governo, con l'assessorato al turismo, con il Ministero del Turismo, con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma anche a livello regionale, a livello locale bisogna essere presenti, bisogna portare avanti le rivendicazioni di quella che è una filiera turistica ricettiva, quelle che sono anche tutti gli attori che fanno parte di questo settore, per cercare di limitare quantomeno i danni di questo devastante impatto dovuto al rischio contagio del coronavirus. Però dobbiamo anche capire che ci sono le imprese che rischiano di chiudere battenti. Da nord a sud il comparto turistico nel suo complesso, non parliamo solo delle strutture turistico ricettive ma anche di tutto l'extraalberghiero, dei camping, degli agriturismi, degli NCC, delle guide turistiche. Il sistema è andato in tilt grazie a questa isteria, diciamo così, nella comunicazione e soprattutto nella comunicazione, che noi non volevamo venisse contingentata, ma venisse data una corretta ed equilibrata informazione che avrebbe evitato certamente questi gravi danni che l'intero comparto turistico oggi sta subendo. Da nord a sud, e Agrigento chiaramente non si è tirata indietro con un annullamento probabilmente avventato, una scelta avventata di annullare questo Festival internazionale del folklore, che per noi albergatori agrigentini rappresenta l'inizio della stagione primaverile. Oggi facciamo i conti con i danni. Qua non siamo tanto per parlare, per chiacchierare, ma per confrontarci e per capire cosa possiamo fare in un secondo decreto, perché come lei ben ha detto il primo decreto è servito a colpire e a dare un sollievo alle aree più colpite, le cosiddette aree rosse, Piemonte, Veneto e Lombardia. Oggi invece si parla di un nuovo decreto che arriverà presto in Consiglio dei Ministri e partirà proprio dal Ministero delle Finanze, di cui sono molto vicino, che serve dare un aiuto economico sostanziale a
a quelle aziende più compite in tutto il territorio nazionale, partendo proprio da quelle del turismo. Si stima un danno generale circa di 2,5 miliardi di euro e ovviamente noi dobbiamo mettere in campo misure economiche che possano dare respiro a queste aziende e permettere una ripresa più veloce. Cosa chiedere? Ci sarebbe da chiedere tante cose, soprattutto alla prossima amministrazione comunale, a quella che andrà a crearsi. Oggi c'è la deputazione regionale, nazionale presente, quindi significa che il problema quantomeno è attenzionato. La Sicilia non è un'area rossa oggi delle zone di pericolo del coronavirus, ma sicuramente il nostro settore è in fortissima crisi. Studieremo insieme, noi abbiamo già qualche idea certamente da poter proporre in questa riunione, ma non può essere risolta ad Agrigento o in Sicilia. Ci vuole un forte raccordo tra l'amministrazione locale, la deputazione regionale e il governo nazionale, quindi chiederemo un forte raccordo e una grossa attenzione, diciamo, sulle strutture ricettive della nostra città. Intanto vediamo di capire anche i tempi in cui questa problematica del coronavirus terminerà e questa emergenza, perché questo è fondamentale, ma nell'immediato bisogna supportare i comparti produttivi, a cominciare da quelli evidentemente del turismo, perché sono quelli che oggi hanno avuto una ricaduta maggiore e immediata. Allora cosa dico io? Ascoltiamo le proposte e vediamo sinergicamente quali sono le opportunità e le misure che possiamo mettere in campo, con poche parole ma soprattutto con tanti fatti. In questo momento intanto la presenza è fondamentale per ascoltare appunto quali sono le gravi situazioni che si stanno sviluppando in questi giorni dalle disdette appunto di molti turisti nei confronti di molte strutture alberghiere. Questo è un danno per quello che sta avvenendo con il coronavirus, è un danno molto importante per il nostro territorio, che già di suo ha grave carenze e difficoltà, perché ricordiamo sempre che siamo l'ultima provincia in Italia, quindi oggi bisogna mettere delle politiche regionali e delle politiche nazionali immediate per dare una mano a tutti coloro i quali muovono l'economia nel nostro territorio. Sindaco, che risposte dare effettivamente agli operatori del turismo che in questo momento sono tutti riuniti? C'è un'emergenza che è globale ma soprattutto italiana in questo momento, poiché l'Italia vive di turismo in senso strategico, in senso pieno, basta vedere il contributo che al PIL il turismo dà. Agrigento vive sostanzialmente di turismo e siamo una di quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno. Allora, posto le iniziative che sono già in cantiere da parte del governo nazionale, poste le iniziative di cui si dice siano in gestazione da parte del governo regionale, anche Agrigento deve, per la parte che gli compete, il comune, insediare subito un tavolo tecnico all'interno della consulta per il turismo, che va immediatamente insediata, per immaginare azioni di promozione, quindi destinare più parte della tassa di soggiorno, per esempio immagino, verso quelle iniziative di promozione che possano essere sviluppate in un periodo breve. Si è svolto al comune di Porto Empedocle un incontro tra l'amministrazione comunale con il sindaco Ida Carmina e il dirigente dell'autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale. È stata analizzata la situazione che riguarda gli interventi in corso e la programmazione di quelli futuri riguardante lo scalo portuale empedoclino. In particolare si è discusso delle opere di demolizione dei ruderi industriali, della futura stazione marittima, della progettazione della banchina crocieristica al lato ponente del Molo Crispi. Viabilità in provincia di Agrigento. Torna nel capoluogo il vice ministro Cancelleri. Intanto si dice soddisfatto Don Mario Sorce. Ci sono i nostri servizi. Oggi con il ministro Cancellieri una visita presso i luoghi che necessitano, diciamo, per sbloccare i cantieri, come avevate detto in prefettura. Ecco, un primo risultato positivo, Don Mario? Più che positivo, perché stiamo, diciamo, continuando nella tabella di marcia e negli impegni che erano stati richiesti e che il Vice Ministro sta dimostrando con coerenza di mantenere. Siamo sul tratto della 640 km 14,
che ci è stato detto adesso dall'ANAS, per il giorno 9, il giorno del prossimo incontro in prefettura, sarà completato e aperto al traffico. Dopo andremo a fare un'altra visita alla Galleria 118, vedremo lo stato dell'arte, andremo di nuovo sul Petruzza per vedere a che punto sono i lavori, e nel pomeriggio, la cosa più importante, andremo sull'Agragas 1 e 2 per vedere che tipo di lavorazioni stanno facendo sul Ponte Moranti. Quindi direi che i primi risultati iniziamo a vederli, ma manteniamo alta ancora la guardia, perché la cosa più importante è continuare in questo percorso virtuoso, e poi dobbiamo passare alla realtà più difficile del nostro territorio, che sono le provinciali, sulle quali bisognerà fare un discorso a parte e vedere come iniziare a concretizzare anche lì. No, io dico solo una cosa, che dal primo momento in cui ci siamo insediati, che la nostra priorità è stata quella di far concludere l'emergenza isolamento ad Agrigento. Prima c'era il ministro Toninelli, adesso c'è Giancarlo Cancelleri, per fortuna, che viene qui non solo per responsabilizzare i lavoratori e l'azienda ANAS, ma anche per risolvere i problemi più immediati. Quindi dico semplicemente una cosa, che da qui alla fine del nostro mandato noi avremo un Agrigento con le sue principali infrastrutture complete, che ci permetteranno di essere raggiunti facilmente da Palermo e da Catania. Questo è un grande risultato per tutta la nostra popolazione. Ministro, un consuntivo di questa giornata qui ad Agrigento, che è partita da Caltanissetta, ora al viadotto Morandi Agragas 2. Mi sembra una buona giornata di sopralluoghi per fare il punto. Su alcuni abbiamo avuto delle ottime notizie che fanno capire come il lavoro che abbiamo effettuato sta producendo degli effetti sperati. Su altri dobbiamo ancora lavorare più incessantemente per arrivare a dei risultati, e ci vuole anche, ahimè, qualche pazienza in più, però cerchiamo di portare a termine tutti i lavori. Questi soprattutto dei viadotti Agragas 1 e 2 sono quelli che hanno bisogno di maggiori lavorazioni e quindi anche di tempi che devono di realizzazione, però la sfida è quella di non fare mancare le giuste pressioni, le giuste attenzioni su questi cantieri, in maniera tale da riuscire a portare a casa i risultati nei tempi prestabiliti. A giorni, soprattutto nel tavolo del 9 di marzo che faremo in prefettura di Agrigento, stileremo un cronoprogramma dettagliato che poi sarà dato non solo ai sindaci ma anche al cartello sociale, e sarà mia cura farlo rispettare in maniera tale da poter dare ai cittadini non solo le giuste informazioni ma anche quella giusta sensazione di uno Stato che ricomincia a fare lo Stato anche in un territorio che era stato fortemente abbandonato. Quindi al lavoro tutti insieme per riuscire a superare momenti di difficoltà. Ecco, previsioni per l'apertura del viadotto? Il viadotto, l'Agragas 2 rimane aperto, rimarrà aperto per tutto il tempo delle lavorazioni, quindi i cittadini con le loro automobili non si accorgeranno del disagio o comunque dei lavori, non avvertiranno nessun disagio e non vedranno i lavori, perché i lavori verranno fatti sotto l'impalcato e quindi saranno pressoché invisibili. Sull'Agragas 1 che rimane chiuso incrociamo le dita, non perché la statica o altro sia questione di fortuna, ma semplicemente perché dopo le lavorazioni che cominceranno a marzo sulle pile che sono più ammalorate, alla fine il progettista, attraverso le diagnosi che verranno fatte, ci darà il responso. Se lo possiamo già aprire alla fine di quest'anno, inizi del prossimo, al traffico leggero, a quel punto avremo risolto un grande handicap della zona per la viabilità. Quindi incrociamo le dita, speriamo che queste lavorazioni siano bastevoli per poterla aprire. I lavori però comunque continueranno, perché dovrà essere tutto ripristinato, e questo poi ci ridarà finalmente la viabilità e questi due importanti viadotti di collegamento alla importante città di Agrigento, che finalmente verranno restituiti anche al traffico pesante. Lei ha visitato anche la galleria di Santa Lucia?
La galleria sta andando avanti, il lavoro è un lavoro, devo dire, molto difficile, ecco, nella sua realizzazione, perché è certosino questo montaggio di centine, questo montaggio delle paratie ondulate, zincate, che vengono fatte, diciamo, manualmente, e non si potrebbe fare altrimenti. Stanno rappresentando, diciamo, delle lungaggini, però la ditta ci ha detto che monteranno centine e lamiere ondulate entro la fine di maggio, verranno realizzate delle ulteriori lavorazioni come il montaggio dell'illuminazione dei corpi illuminanti entro giugno, e quindi poi a quella data dovremmo chiaramente riaprire nuovamente. È chiaro che anche in quella galleria ci sono purtroppo degli imprevisti che vengono affrontati, quindi siamo qui per risolvere quotidianamente quelle che sono tutte le difficoltà che vengono realizzate. Sul Ponte Petrusa i lavori stanno ormai continuando speditamente, oggi abbiamo visto l'azienda che era pronta per salire le predalle, che sarebbero il basamento sul quale poi costruire la sede viaria, e quindi questo è incoraggiante da tutti i punti di vista. Lì dovremmo essere, diciamo, intorno a maggio, quindi devo dire che è un 2020 che può portare tante novità e tanta normalità e tanti risultati a questa parte della provincia di Agrigento, quindi siamo oggi molto positivi, e anche devo dire che sono abbastanza soddisfatto del lavoro che stanno portando avanti le aziende, ANAS, e sono anche molto contento di quello che è il rapporto che si è instaurato non solo con i sindaci del territorio, che ringrazio, ma anche con il cartello sociale, con tutti quanti, perché finalmente si è creato quello zoccolo duro istituzionale e fra le imprese ANAS che finalmente sta producendo una sinergia che si vede. Da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo Aragona accoglierà il reliquiario del beato Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno. Don Pino Puglisi è stato proclamato beato da Papa Benedetto XVI durante la sua visita a Palermo il 23 maggio 2013. Il reliquiario custodisce un frammento della costola di Don Pino Puglisi. Il titolo dell'evento è La sapienza del sorriso e il coraggio della speranza. Tante le iniziative per l'occasione, come scrive in un comunicato Don Angelo Chillura, parroco della Chiesa del Rosario. Il reliquiario verrà accolto sabato 7 marzo alle 17:30 in piazza Municipio. Tra le iniziative in programma uno spettacolo per gli alunni delle scuole di Aragona e una conferenza con la partecipazione di Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d'Appello di Caltanissetta, e del magistrato Laura Baccaro. Si è tenuta l'assemblea del Lati idrico con l'approvazione del nuovo statuto. Arturo Cantella ha intervistato il sindaco di Montevago, Margherita Larocca Ruvolo. Lei viene dall'assemblea del Lati idrico, abbiamo visto che ci sono momenti particolari con il commissariamento da parte della Regione, è un momento critico per Lati, cui vi siete anche ribellati, dal suo punto di vista, le ultime novità. Ma intanto rispetto al commissariamento devo dire qui è successo un incidente di percorso, nel senso che il commissario si è dimesso, quindi in questo momento non ce l'abbiamo il commissario che era stato indicato dal direttore del Dipartimento Acque e Rifiuti. Per quanto riguarda invece il percorso che Lati sta facendo, questa sera si è convenuto intanto abbiamo lo statuto della società consortile, questo statuto deve passare nei consigli comunali il prima possibile per l'approvazione e poi dare mandato ad un notaio per andare a costituire la società. Questo è un passaggio importantissimo e non può avere più deroghe né ritardi. Il secondo punto è la tariffa idrica che deve essere adeguata nelle norme e Sogesid, a cui ci siamo rivolti ancora per un nulla osta. I due dipartimenti dello stesso Ministero non parlano e serve questo nulla osta e anche su questo accelereremo per poter arrivare al risultato. E il terzo punto è i comuni che hanno
avuto questo ex 147 devono, hanno avuto già tempo, i 6 mesi, per attivare le procedure per il riconoscimento. Faccio un esempio per tutti: se ci sono quei comuni che dovevano mettere i contatori e se non lo hanno fatto sono in ritardo, e quindi questa sera si è chiesto anche di accelerare per quello che poi rappresenta questa approvazione del 147. E adesso prima pausa per la pubblicità e poi di nuovo insieme. E adesso ascoltiamo al microfono di Arturo Cantella il deputato pentastellato Giovanni Di Caro sulla vicenda Scala dei Turchi e sulle amministrative di Agrigento. Ecco, una sua valutazione come componente della Commissione sulla Scala dei Turchi. Lei è stato anche particolarmente critico, un lavoro che avete seguito diversi mesi, ora è intervenuta la Procura per sequestrare tutto? Sì, su Scala dei Turchi abbiamo accolto quelle che erano le istanze degli operatori turistici del posto. Hanno lanciato proprio un grido di allarme sia nei confronti della politica che dei cittadini. Praticamente gente che ha investito rispettando la legge nel territorio della Scala dei Turchi si ritrova una serie di disdette di potenziali turisti dovute appunto al fatto che la Scala dei Turchi è praticamente inaccessibile. Ora noi già da febbraio, con una serie di audizioni in quarta commissione all'Assemblea regionale siciliana, abbiamo cercato di far dialogare sia la componente politica che la componente pseudo privata. Ora sarà la Procura a dirci se veramente quella porzione di territorio che esiste su Scala dei Turchi è privata oppure no, che è il comitato degli operatori turistici che, ripeto, ha investito su quel territorio. Ovviamente l'obiettivo qual è? Uno, quello di preservare Scala dei Turchi, metterla o darle una sicurezza tale da garantire anche chi va a visitare quel posto che sia appunto messo in sicurezza dal punto di vista personale, e poi garantire anche quelli che sono gli operatori turistici che vedono purtroppo anche per questo altro fenomeno catastrofico che è quello del coronavirus. Il combinato disposto di queste due cose praticamente rischia di far saltare completamente la stagione. Ecco, la Procura ha fatto benissimo a porre in sequestro il luogo, così che si faccia definitivamente chiarezza su chi deve fare cosa, chi sono gli attori competenti in merito, perché praticamente se si dovesse acclarare che la Regione deve curare tutta questa serie di adempimenti per mettere in sicurezza e rendere fruibile Scala dei Turchi, ci sono già i finanziamenti e i progetti in cantiere e non dico per questa stagione, ma almeno l'altra può essere messa in sicurezza sia dal punto di vista economico-finanziario per gli operatori turistici che per i turisti che vanno a visitare questo luogo magnifico. Si terrà dopodomani, lunedì 2 marzo, al comune di Realmonte una riunione operativa convocata dall'assessore regionale all'ambiente Toto Cordaro, a seguito del sequestro della Scala dei Turchi disposto dalla Procura di Agrigento. La Regione è stata individuata quale custode del sito. Un primo vertice per definire gli ambiti di competenza dei vari uffici si è tenuto ieri pomeriggio a Palermo. Alla riunione di lunedì parteciperanno tra gli altri anche il capo della Protezione Civile Calogero Foti, il comandante della Capitaneria di Porto Empedocle Gennaro Fusco e il sindaco di Realmonte Calogero Zicari. Condanna definitiva per stupefacenti e mafia per un cittadino di Gela. Il commissariato di Gela, con la collaborazione degli agenti della squadra mobile di Verona, ha eseguito così l'arresto di Massimiliano Tomaselli, condannato in via definitiva per reati concernenti il traffico di droga, reati commessi tra il 2010 e il 2013, e per associazione di tipo mafioso in quanto ritenuto appartenente alla Stidda. I reati contestati a vario titolo per coloro che sono stati interessati all'operazione Giano Bifronte sono corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e falso ideologico in atto pubblico. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo hanno portato agli arresti domiciliari dei consiglieri comunali Sandro Terrani e Giovanni Locascio e dei funzionari comunali Mario Licastri e Giuseppe Monteleone.
dal professionista Fabio Seminerio, architetto, e gli imprenditori Giovanni Lupo e Franco Lacorte, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della Biocasa SRL, operante nel settore edilizio. All'architetto Agostino Minnuto è stato invece notificato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno consentito di ipotizzare l'esistenza di un comitato d'affari in grado di incidere sulle scelte gestionali di pubblici dirigenti e amministratori locali, in particolare nel settore dell'edilizia privata. Nel corso del 2016 Seminerio e soggetti a lui riconducibili hanno presentato per conto di numerosi imprenditori 3 progetti per la lottizzazione di aree industriali dismesse nel comune di Palermo e conseguente realizzazione di complessive 350 unità abitative di edilizia sociale e residenziale convenzionata. Per derogare a piano regolatore generale era necessario che il Consiglio Comunale attestasse il pubblico interesse di tali iniziative. L'istruttoria sulle proposte di deliberazione è stata curata da Licastri, all'epoca a capo dell'area tecnica del comune, il quale da un lato si trovava in situazione di incompatibilità, essendo stato socio in affari con Seminerio, con il quale manteneva assidua frequentazione, dall'altro rilasciava parere favorevole anche in mancanza di alcuni requisiti di ammissibilità in materia di edilizia convenzionata. In cambio Licastri accettava la promessa di assegnare a Seminerio la direzione dei lavori edilizi da realizzarsi, e a sua volta avrebbe destinato a Licastri una parte dei profitti percepiti a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle 3 proposte di deliberazione. Anche Monteleone si adoperava per il buon esito della delibera relativa all'ex area industriale di via San Lorenzo. I consiglieri comunali, destinatari del provvedimento, in cambio della promessa di utilità di varia natura, si sarebbero adoperati per una rapida calendarizzazione e approvazione delle 3 proposte di costruzione in deroga al piano regolatore. Così il comitato si sarebbe mosso anche in altre operazioni che riguardavano sempre il campo dell'edilizia. Le ipotesi delittuose sono state avvalorate anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Filippo Salvatore Bisconti, imprenditore edile nell'area metropolitana di Palermo, tratto in arresto dall'Arma dei Carabinieri per associazione mafiosa il 4 dicembre 2018, operazione Cupola 2.0, quale capo mandamento di Misilmeri Belmonte Mezzagno, il quale ha riferito circostanze e dinamiche interne agli uffici tecnici comunali, con particolare riguardo agli interessi coltivati per anni da Licastri, Semineri e Monteleone, e in particolare alle numerose cointeressenze economiche che effettivamente i 3 soggetti coltivavano insieme nel settore dell'edilizia. Anche negli ospedali dell'ASP di Agrigento le tende per individuare i casi sospetti di coronavirus. Vediamo. Anche ad Agrigento in arrivi le tende pre-triage necessarie ad agevolare il percorso assistenziale e rendere così efficaci e sicure le procedure di individuazione di casi sospetti di coronavirus. Si tratta, come già fatto a Palermo, di tensostrutture messe a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile che saranno allocate nell'area esterna in prossimità dei pronti soccorso che a scopo preventivo consentiranno di accogliere eventuali pazienti che dovessero accusare sintomi simili a quelli del coronavirus, evitando il contatto con le altre persone che si trovano all'interno degli ospedali. Intanto sentiamo il sindaco di Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello, al termine dell'incontro avuto in prefettura proprio sul coronavirus. Penso che questa riunione sia importante perché ci ha dato la possibilità di avere un confronto anche su tutti gli atti giuridici che sono stati prodotti sia da un lato dalla funzione pubblica, dal Ministero della Sanità e dalla Regione. Quindi penso che momenti di questo genere ci consentono anche di creare un raccordo. Abbiamo appreso che c'è anche un'organizzazione su base distrettuale e questo ci tranquillizza. Penso che dobbiamo organizzarci meglio nel territorio. Io per quanto riguarda il comune di Alessandria della Rocca abbiamo la giunta domani e procederemo con una pulizia straordinaria, una sanificazione, daremo attuazione alle direttive che sono state impartite dalla funzione pubblica e cercheremo di tranquillizzare la nostra popolazione perché in effetti noi non abbiamo casi, non bisogna creare allarmismi, bisogna mantenere condizioni igienico-sanitarie
buone nei contesti, e soprattutto per quanto riguarda la scuola, che è il punto di aggregazione più importante. Io, che sono anche un dirigente scolastico, ho invitato i docenti di scienza a fare delle lezioni su come si lavano le mani, perché spesso noi pensiamo di lavare bene le mani, ma a volte questo non avviene. Quindi abbiamo fatto delle lezioni, diciamo, teorico-pratiche, abbiamo diffuso le indicazioni, perché bisogna fare tanta prevenzione, e poi che Dio ce la mandi buona, perché sappiamo che in provincia di Agrigento non esistono dei reparti adeguati per fronteggiare queste questioni. C'è un problema della nostra sanità in provincia di Agrigento che va affrontato in modo tale che anche questo territorio possa essere dotato di strutture adeguate per fronteggiare anche emergenze di questo genere, perché questo è il dato più inquietante, ecco, che è venuto fuori, per cui in caso che Dio non voglia dovessero crearsi delle situazioni, dovremmo ricorrere ad altri centri e attivare dei protocolli particolari in altre province però. Quindi questo è un problema che dobbiamo iniziare a valutare e fare il punto anche su questa nostra sanità, ecco, soprattutto nelle aree più marginali, perché io poi ritengo che la natura ci sta aiutando tanto, perché c'è stato il tempo bello e quindi questo non facilita la diffusione del virus, però ritengo che dobbiamo fare tanta prevenzione. Psicosi e fobie collettive. Ad Agrigento si è parlato di coronavirus alla presenza del direttore dell'unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo, Antonio Cascio. Arturo Cantella. Interessante confronto oggi qui per parlare di coronavirus e dare anche quelle delucidazioni importanti e necessarie, e lanciare anche un momento anche di informazione, diciamo, non drammatizzare, ecco, appunto. Assolutamente sì, ho ritenuto opportuno organizzare questo incontro perché è necessaria l'informazione. Da medico, da presidente di commissione al Comune di Agrigento l'ho ritenuto doveroso perché è necessario che la gente sappia, che siano operatori sanitari, medici, infermieri e tutta la collettività, che si sappia quali siano le misure preventive da adottare. È necessario per la prima prevenzione, quindi l'informazione e la prima prevenzione. Poi ci deve essere ovviamente una corretta coordinazione tra diverse figure professionali, tra i medici di medicina generale, il 118, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP, il Dipartimento di Protezione Civile. Attraverso questa aggregazione di figure si può lavorare per sconfiggere il virus, ma di certo per sconfiggere prima il virus bisogna sconfiggere la disinformazione, quindi oggi ho voluto creare questo incontro proprio a beneficio della collettività. Allora, questa è una patologia da un virus nuovo che non conosciamo e quindi merita la massima attenzione. Però sembrerebbe un virus che si diffonde con grande facilità, ma non clinicamente che dà una sintomatologia clinica, se non in alcuni limitati casi di particolare gravità. Noi oggi siamo in grado, con la metodica utilizzabile nei laboratori degli ospedali, di poter in pochissimo tempo mettere in evidenza questo virus nei soggetti a rischio e nei soggetti che hanno una sintomatologia che induca verso questa infezione. In 3-4 ore siamo in grado di fare la diagnosi e questo chiaramente ci consente di poter apportare tutti quei mezzi terapeutici che possono far sì che il soggetto venga curato in tempi brevi e soprattutto nei casi più gravi venga veicolato verso le strutture di rianimazione e di terapia intensiva che possono dare l'adeguata terapia. Un'informazione importante è quella di dire che al momento in Sicilia il virus non circola, non c'è nessuna evidenza che dimostra che il virus circola in Sicilia. I pochissimi casi che ci sono stati sono casi di cosiddetta importazione, ovvero hanno contratto la malattia in regioni del nord. Questo non significa che il problema deve essere sottovalutato, ci vuole la massima attenzione, ma non bisogna andare ai supermercati a riempire i carrelli, questo no,
non è che le paure che ci sono un po' esagerate nella popolazione al momento attuale. Sicuramente in Sicilia, dove ripeto possiamo continuare a fare la vita che facevamo prima dell'inizio dell'anno. Quindi al momento massima serenità, però massima attenzione, seguiamo le raccomandazioni che ci dà il nostro medico di famiglia, le raccomandazioni che ci dà il Ministero della Salute, il nostro assessorato regionale alla salute. Quindi attenzione, per qualsiasi problema non andiamo al pronto soccorso, parliamo col nostro medico di famiglia, raccontiamo a lui quelli che sono i nostri problemi di salute, sarà lui a consigliarci al meglio se appunto fare una visita, fare degli esami, o nei casi più gravi sarà lui ad allertare il 118 e dire guarda ti sto mandando l'ambulanza del 118 per fare il tampono, per portarti in ospedale. Non andiamo autonomamente noi al pronto soccorso perché nell'ipotesi assolutamente improbabile che siamo noi infettati contageremo gli altri. Nell'ipotesi che noi non siamo infettati e che c'è qualcuno che è andato infetto, ci rischiamo di infettarci noi, parliamo serenamente col nostro medico di famiglia e accettiamo i suoi consigli. Seconda ed ultima pausa per la pubblicità. Non piove ed è allarme siccità. Vediamo. Il mese di febbraio, che si chiude oggi, sarà archiviato come il febbraio più asciutto degli ultimi 100 anni, insieme allo scorso mese di gennaio, anch'esso il più secco nell'ultimo secolo. L'Osservatorio delle acque della regione siciliana rileva dati preoccupanti, in particolare nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. Se l'inizio del 2020 si è caratterizzato per un crescente allarme siccità in tutta l'Italia, in alcune province siciliane per 2 mesi consecutivi non si è vista una goccia di pioggia. Per il momento gli invasi sono ancora in salute per rifornire le abitazioni d'acqua, ma i timori aumentano in vista della prossima stagione estiva e già ne risente l'agricoltura. Antonino Costantino, presidente della CIA Sicilia Occidentale, spiega: siamo davanti a un quadro preoccupante. La siccità sta compromettendo le nostre colture in corso come il grano, foraggi e ortaggi, ma ha anche bloccato il lavoro nelle vigne, dove in questo periodo si dovrebbe lavorare ai nuovi impianti. La terra è però dura, spaccata, non si può piantare nulla in questo momento, un problema anche per i florovivaisti. Erogazione dell'acqua sospesa in alcuni condomini del lido agrigentino di San Leone per non conformità alla legge vigente. Lo comunica la gestione commissariale di Girgenti Acque, la quale assicura il ripristino del servizio dopo gli interventi che prevedono la pulizia delle riserve idriche che riguardano 3 immobili del viale Viareggio, uno della via Amalfi e un altro ubicato nel lungomare Falcone Borsellino. Tornano a circolare sul viadotto Cannatello della Palermo-Catania i mezzi pesanti con doppio senso di circolazione a partire da lunedì. I mezzi in transito dovranno rispettare il limite di 40 km orari e mantenere una distanza di 50 metri. È stato possibile istituire il doppio senso di circolazione con direzione Catania, dicono dall'ANAS, considerato l'avanzamento dei lavori sul viadotto. Riprendono lunedì, dopodomani, le attività didattiche all'Università Core di Enna. Con un precedente decreto del Rettore per la situazione sanitaria nazionale, le attività erano state sospese fino al 9 marzo. Le attività formative collegate ai corsi di sostegno alla Core sono già riprese ieri e proseguite nella giornata di oggi. Cattolici in politica, un incontro ad Agrigento moderato da Enzo Di Natali. Arturo Cantella. Allora, una valutazione su questo incontro, che si parla delle periferie, un momento anche per discutere dei cattolici in politica. Cattolici in politica ha voluto con questa iniziativa mettere al centro della politica le periferie. La periferia spesso è considerata il luogo distante dal centro e il centro è il luogo dove ci sono le istituzioni, dove c'è il potere politico.
Se la periferia deve vivere distante e separata dal centro e dunque dal luogo dove si fa politica, la periferia, gli ultimi, si sentono esclusi. Questa è purtroppo l'amara constatazione della realtà in cui noi oggi ci troviamo. Ma come risolvere questa situazione così grave che ha creato anche dei movimentismi, come ad esempio le sardine? Attraverso una concezione del bene comune su cui qui i cattolici nel Novecento hanno dato il meglio di sé attingendo al pensiero cristiano e soprattutto all'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Sicuramente un'iniziativa assolutamente positiva alla quale, come dire, mi sento onorato di partecipare. Il tema relativo alle periferie è un tema evidentemente importante, perché periferia che cos'è alla fine del conto? Periferia potremmo pensare che sia l'intera Sicilia o l'intero sud d'Italia, perché ci rendiamo conto che spesso sotto tantissimi punti di vista siamo periferie. E poi devo dire che oggi, parlando di elezioni amministrative, dovremmo anche pensare di ripartire e ragionare intorno alle periferie e al centro storico, che se vogliamo è un trade union, sono le due cose che hanno perso nell'ultimo periodo, negli ultimi anni hanno perso, come dire, lo smalto iniziale. Forse dovremmo cominciare a pensarci di più, a ragionare e nei programmi inserire in maniera importante questi due temi. È stato un momento molto bello, devo dire, importante, perché ancora una volta la politica si deve interrogare, questo credo sia il tema, e stasera è stato in qualche maniera affrontato cercando di trovare delle soluzioni. Si deve affrontare il tema delle periferie, e per periferia intendiamo ogni realtà che rimane indietro rispetto ad una tabella di marcia per cui gli altri vanno avanti e non si accorgono di chi è rimasto dietro. Vale per le città, vale per i paesi, vale per quelle realtà dove non stiamo arrivando al punto di non prestare attenzione a chi è rimasto diciamo ai margini. E l'altro punto per me importante è venuto fuori questa sera è il discorso del consenso, perché un conto è avere un elettorato che in base a quanto di gradimento tu sia ti vota, un conto è avere un elettorato che in base a quello che tu fai poi esprime il suo consenso. L'altro argomento che è venuto fuori questa sera ed è il discorso del parlare con la gente, solo parlando con le persone, solo cercando di capire quali sono le esigenze, i bisogni che queste hanno, si possono fare i programmi elettorali. Non può essere una ricetta precostituita e poi fornita così in maniera asettica. Anche perché questo, a mio modo di vedere, non ripaga. E poi compito della politica, questo l'ho detto in tante occasioni e questa sera è stato ribadito, compito della politica è eliminare il bisogno. Se noi non eliminiamo il bisogno e manteniamo la gente in uno stato di necessità, non abbiamo fatto un buon servizio intanto a quella politica con la P maiuscola e non abbiamo fatto un servizio alla società per la quale siamo chiamati a dare risposte. Verranno consegnati lunedì i lavori di completamento del porto di Sciacca. Manteniamo l'impegno assunto con la città in estate, dichiara l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, in occasione dell'ultimo nostro sopralluogo. Il nuovo porto, una volta completato il risanamento dal valore di oltre 4 milioni di euro, si presterà sia all'utilizzo commerciale che a quello diportistico, diventando così l'infrastruttura cardine dello sviluppo di Sciacca e dell'intera provincia di Agrigento. L'opera è finanziata dal governo regionale. Nota critica nei confronti dell'amministrazione comunale di Agrigento da parte del Movimento 5 Stelle, a firma di Marcella Carlisi, secondo la quale si va avanti con annunci elettorali mentre si trascurano i reali problemi di Agrigento.
Buona parte dei cittadini, scrive Carlisi, lamenta le carenze sulla raccolta dei rifiuti e lo spazzamento. Visti gli annunci dell'amministrazione sulle decurtazioni per le inadempienze, ho approfondito l'argomento. Da novembre, solo nei giorni scorsi, dice Carlisi, ho potuto ricevere le informazioni richieste, mentre nessuno si è presentato per rispondermi al question time. Su 16 quesiti, solo 4 hanno avuto risposta. E siamo giunti alla pagina sportiva, campionato di eccellenza e di promozione. Parliamo anche di Akragas. Carmelo Lentini. A 7 turni dalla conclusione del campionato, i giochi sembrerebbero fatti per il Dattilo, che sin dalla prima giornata è stato quasi sempre in vetta alla classifica. Più stringe il tempo, più le immediate inseguitrici, in questo caso Akragas e Canicattì, devono mettersi il cuore in pace e pensare alla migliore posizione finale possibile per la disputa dei prossimi playoff e promozione. Si tratta di una finestrella che riserva tante insidie e moltissime sorprese, ma sperare non costa nulla. Questo turno il Dattilo potrebbe mantenere le distanze, ospitando in casa l'Oratorio Marineo, che sembra essersi rimesso sulla giusta strada, mentre il Canicattì non dovrebbe soffrire più di tanto ospitando il Monreale. Chi avrà invece grosse difficoltà è l'Akragas di Totovullo, che si ritrova sulla strada una Pro Favara affamata di punti di salvezza, che cercherà in tutti i modi di causare la prima sconfitta stagionale ai cugini biancazzurri. La febbre per questo derby sta montando parecchio e lo stadio Giovanni Bruccoleri è destinato ad ospitare il pubblico delle grandi occasioni. Altra gara di cartello si gioca al Valentino di Mazzola, dove la locale San Cataldese se la vedrà con l'Ostico Castellammare. Infine lo Sporting Vallone, vittorioso fuori casa lo scorso turno a Partanna-Montello con la Parmonval, riceve in casa il Geraci, una squadra di buon livello che lotta per una posizione ideale nei prossimi playoff. Arriva il derby con il Pro Favara, è un derby fratricida, io dico, perché tra Favara ed Agrigento ci sono state sempre degli ottimi rapporti. Come la vedi questa partita, Totò? Intanto partiamo dalla base, è una partita di calcio. Certo non è una partita normale perché è un derby, c'è campanilismo, c'è stata sempre tanta amicizia fra le due compagini, fra giocatori che hanno giocato da una parte e dall'altra. Io stesso ho giocato a Favara, quindi ora faccio parte dell'Akragas, quindi questi atteggiamenti, però anche per questo motivo cresce l'atteggiamento del campanilismo, del voler fare la prestazione, quindi questo rientra tutto nei canoni dello sport. È chiaro che non è una partita normale come tutte le altre, ci sarà agonismo, ci sarà, anche perché la classifica dice due cose diverse, una squadra gioca per un obiettivo e l'altra per l'opposto, e quindi è chiaro che che l'impegno è massimale anche da questo punto di vista, principalmente forse per questo punto di vista, e poi è chiaro che tutto il colore, il folklore che gira attorno a questo derby alza un po' la tensione, alza un po' l'attenzione per la partita, quindi ritengo che siano canoni normali di una partita di calcio al meglio possibile giocata, mi auguro, e quindi che vinca lo sport. Per quanto riguarda invece i giocatori che la scorsa settimana erano infortunati, tutti recuperati, oppure c'è ancora qualche problema? No, qualche acciacchino c'è ancora Pirrone, ma in linea di massima la squadra è in buona salute. Beh, innanzitutto la partita è difficilissima perché comunque è un derby, loro hanno bisogno di punti per la salvezza, noi punti per restare attaccati. A prescindere da questo, i gol fatti miei in Coppa Italia non contano più, la partita dell'andata non conta più, i punti in classifica di differenza non contano perché si azzera tutto, questa è una partita a stadio, quando c'è un derby così importante si annulla tutto, quindi dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi, come se si giocasse con la prima classifica e come se fosse l'ultima partita di campionato. Domani ci sarà anche una grande cornice di pubblico sia da parte favarese che agrigentina. Ecco, un appello che vorresti fare alle rispettive tifoserie. È normale che comunque io spero soprattutto che sia una partita leale, sia in campo che fuori, perché penso che il bello sia proprio quello. Noi battagliare, ripeto, con tanta lealtà in campo e anche sugli spazi ognuno tifare per la propria squadra senza magari massacrarsi come
come è di consueto fare, ma penso per tutta la provincia di Agrigento è la cosa più bella vedere una partita che sugli spalti ognuno ti va per la sua squadra, senza litigi, senza casini come è successo anche l'altra volta. Quindi io spero vivamente che sia una battaglia leale sia in campo che fuori. Anche nel campionato di promozione Gironi A mancano 7 gare alla conclusione della regular season e la situazione per il salto di categoria rimane apertissima per l'unico posto disponibile. Con un punto di vantaggio l'Unitas Sciacca capeggia la classifica generale, inseguita ad un punto dalla Folgore ed è a 3 dal Casteltermini. In questo turno la compagine saccense sarà ospite del Camarat al Salici. La Folgore riceve in casa la Gattopardo, mentre il Casteltermini sarà di scena a San Vito Lo Capo. Sulla carta chi dovrebbe soffrire di più è la compagine di Pino La Bianca, che dovrà stare attenta alle folate offensive della compagine trapanese. Tra l'altro a 3 punti dal Casteltermini insegue la Mazzarese, che dovrà vedersela in casa con il Lascari. Per quanto riguarda l'altra agrigentina di questa categoria, vale a dire l'Empedoclina, affronterà allo stadio Tomaselli di Pian del Lago la Nissa. Con la squadra bianco-scudata giocano vecchie conoscenze calcistiche nostrane come Mariano Cordaro e l'agrigentino Marco Sciacca. Si ritorna a giocare nei campionati minori ed in prima categoria la giornata riserva molti scontri di un certo livello. Partiamo dal battistrada, il capolista Gorgonia gioca tra le Mure Amiche contro il Sant'Anna di Enna, mentre l'Atletico Favara sarà di scena a Villarosa. Per entrambe è d'obbligo la vittoria. Derby interessante al Comunale di Raffadale, dove si affronteranno la squadra di casa, attuale terza forza del torneo, con il Gemini. Derby tutto Nissena-Caltanissetta, dove si disputa lo scontro con il Master Pro di San Cataldo, mentre a Racalmuto altro scontro fratricida con il Ravanusa. In seconda categoria Girone E, prova di forza per la capolista sommatinese, che sarà ospite di un agguerritissimo Don Bosco Mussomeli, che si trova in seconda posizione. La prima delle squadre agrigentine che si ritrova in terza posizione è l'Atletico Montallegro, che inizierà il nuovo percorso sul difficile terreno dell'Acquaviva. Anche l'Alessandria della Rocca, attuale quarta forza del torneo, giocherà fuori casa a Riesi. Chi invece giocherà tra le Mura Amiche è l'Eraclea Minoa, con il Marianopoli. La squadra nissena ha di recente perso il proprio capitano Gaetano Fiorella, deceduto in seguito ad un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Il giovane aveva solo 35 anni e si sarebbe dovuto sposare tra qualche mese. È tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana a tutti e arrivederci.